Impegno politico e testimonianza cristiana e Michele Mongiovì, questo è il tema dell'incontro culturale che si è svolto presso la sala consiliare del Libero Consorzio di Agrigento. L'iniziativa è stata curata dall'Associazione Centro di Formazione alla Bioetica Evangelium Vitae, diretto dal professor Enzo Di Natali. L'incontro ha visto la partecipazione di tanti amici dell'onorevole Mongiovì che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo per le tante azioni svolte durante la sua lunga carriera politica all'interno della Democrazia Cristiana. Durante l'assise, il dottor Renato Rametta ha anche letto i messaggi arrivati da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cui l'onorevole Mongiovì aderì alla sua corrente politica, e dell'onorevole Angelino Alfano, che ha avuto parole di elogio e stima per la carismatica figura politica agrigentina. Sono molto felice perché moltissimi sono presenti a ricordare Michele Mongiovì, che è mio suocero e che per me rappresenta un secondo padre. Io devo dire che sono ulteriormente commosso perché Angelino Alfano non è potuto essere qua, ma mi ha dato un lungo commovente messaggio ed ho ricevuto anche un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che era grande amico di Michele Mongiovì. La figura di Michele Mongiovì si staglia come una figura di politica personalità, uomo politico, uomo delle istituzioni con molti incarichi altamente professionali, uomo religioso, padre e marito esemplare. E questo convegno è realizzato proprio per mettere in evidenza la capacità che avevano i politici di alcuni anni fa di realizzare, di dedicarsi al bene comune e di dare risposte alla popolazione, cosa che non avviene ora. Prima la politica era concertazione, era dialogo, era ricerca del bene comune, la ricerca della soluzione dei problemi. Ora invece è odio personale, invettiva l'uno contro l'altro per arrivare a conclusioni totalmente negative, sia sul piano economico, sia sul piano sociale, sia sul piano politico. Michele Mongiovì deve essere invece un testimone di una ripresa della politica e della vera politica. Sono veramente contento di essere stato invitato e grato a chi mi ha invitato, agli organizzatori di questa bellissima celebrazione, perché io ero molto legato all'onorevole Mongiovì, che come tutti sanno è stato per lungo tempo il direttore dell'Unione delle Province Regionali Siciliane. Essendo io il segretario regionale dell'ANCI, cioè dei comuni siciliani, eravamo colleghi, e in questa veste naturalmente abbiamo avuto la possibilità non soltanto di avere rapporti, ma di approfondire i nostri rapporti anche al di là di quelli che erano i rapporti di natura politico-istituzionale, professionali, e anche i rapporti, approfondire soprattutto i rapporti umani, perché indubbiamente uno dei tratti fondamentali dell'onorevole Mongiovì era quello di essere un uomo a tutto tondo, un uomo che non si dimenticava mai che la politica era a servizio appunto della comunità, della gente, e poi a servizio delle istituzioni. E in questa veste di responsabili delle istituzioni locali in Sicilia abbiamo avuto la possibilità di collaborare, di perseguire gli stessi obiettivi, di perseguire le stesse finalità di un rinnovamento delle province, dei comuni della Sicilia, battendoci per le stesse leggi, battendoci perché il governo regionale avesse un rapporto con gli enti locali corretto, un rapporto di cooperazione e di collaborazione.